Siamo tornati live intanto per commentare la partita, piccoli problemi tecnici ci hanno permesso di vedere forse i primi 7 minuti, o meglio erano presenti ma in un altro link. Adesso invece siamo tornati, risultato di 1-0 per chi si stesse collegando in questo istante. Al momento il gol è di Mazzola che ha ribadito in porta una conclusione di Maniaci contro il portiere con l'ottima parata comunque di Radicelli, ma noi intanto vogliamo commentare questo calcio di punizione che potrebbe dire qualche informazione importante. Battuta al centro che verso la porta, poi si esalta a inserirlo e mette in calcio d'angolo. Adesso sarà corner con Schimmenti sulla posizione, riesce a smarcare anche Priolo, poi calcia verso la porta ma non trova. Cirillo comunque sembra essere in posizione, si riparte dal basso Cicuta. Poi Rubino lotta sul lato di sinistra, ottima però la chiusura da parte di Priolo che avrà comunque un compito molto importante, quello comunque di cercare di limitarlo il più possibile. Si va con le mani Rubino, va a girarsi però Cicuta non vuole concedere metri e infatti guadagna anche la rimessa laterale che verrà battuta da Priolo con le mani. Ottimo che la rimessa, poi Rubino con testa lunga, però riesce a favorire anche Riera che si accontenta di questa battuta con le mani, ma la lascia lì ai compagni, ma prende poi posizione lì davanti. Sta giocando praticamente come alla destra con Mazzola centrale, Riera a destra e Maniaci sulla sinistra con Tallarita invece che sta giocando più come centrocampista. Inizialmente sembrava potesse giocare praticamente a ridosso di Mazzola, ma in realtà poi un po' di diteggiato sul raggio d'azione. Rubino si gira, ottima la giocata, poi lotta Catalano, mette una pezza come può lo Cicero, poi punta verso la porta dei vecchi contro il suo avversario, poi cerca i compagni al centro, chiude Inserillo in anticipo e fa ripartire subito Maniaci. Una giocata che abbiamo visto più volte anche nello stesso match contro il Buonpastore, dove il portiere cercava subito di fare ripartire proprio il numero 11 Tallareta, grande che ha giocato, un lancio perfetto per Maniaci, ma chiude benissimo in anticipo Radicelli. Ma ancora una volta Tallareta con questi palloni mette veramente in difficoltà i propri avversari, perché forse non si aspettano questi palloni così lunghi che però riesce sempre a dare con una grande precisione, diventando praticamente perfetto. Maniaci intercetta la palla, potrebbe calciare verso la porta, forse ci pensa, poi si appoggia da Mazzola, la palla che rimane lì, calcia invece. Ci ha provato con la maglia numero 8 Davide Spallino, non l'ha trovata scorsa partita, maglia numero 10 per lui, oggi è tornato con la maglia numero 8, 10 di Nicolò Tallarita, che aveva cercato di posizionarsi al meglio, non ha trovato la posizione, però il compagno ha calciato comunque verso la porta con l'esterno, ma non l'ha trovata. Dai Spallino! Tutta con le mani. Sbaglia l'anticipo Felice, Cicuta, non si passa oggi da lui, perfetto in tutte le sue uscite al momento. Poi Priolo la tocca, Cicuta ancora in anticipo, rimanda in avanti la palla, può attaccare la porta Mazzola, è in vantaggio sulla velocità, poi Saladino con le buone o con le cattive, non si sa, però riesce comunque a fermare il suo avversario che casca giù, dice al diretto di dare qualcosina, ma l'arbitro sembra abbastanza sicuro dei suoi mezzi, dice non è fallo, si continua. Dai, mettiti bene, Riera! Con le mani Priolo cerca l'inserimento per Mazzola, Saladino invece non rischia, mette in calcio d'angolo. Che devi fare là? Si continua quindi con questo assedio da parte dell'Accademia di Bola che sta giocando una grande gara, 11 minuti di gioco, quasi 12, 1-0 il risultato. Tallarita cerca Priolo che può cercare i compagni al centro, lì cerca, lì trova, poi Maniaci prova a girarsi, viene murato dall'ottima difensiva da parte di Baroncini che si è immolato praticamente per non farlo calciare. Palla alta, poi la palla che viene cercata da allontanare, la lisciano, poi Maniaci metti tutti d'accordo toccando la palla, poi Cascio, lo scontro con Tallarita, Ganci, grande lavoro, poi trova l'inserimento per Tallarita, è tutto regolare, Tallarita calcia verso la porta, non la trova ma poteva decisamente avanzare, si è fatto forse ingolosire dalle sue grandi capacità di tiro che però questa volta non lo hanno aiutato. Poi invece vediamo una grande giocata di Riera che mette la palla pure in porta con un grande giro, ma gioco fermo. Infatti si riparte da questa rimessa dal fondo.
Scambri. Ottimo quindi questa fase di anticipo. Felice. Poi il calcio mette giù. Cerca i compagni, ganci. Ottimo lavoro. Poi il passaggio di Schimmetti a cercare Catalano. Viene inseguito ma viene posto praticamente all'uscita da parte di Felice, che fa ancora una volta una grande chiusura e quindi rimessa dal fondo con inserire. Felice centrale, qui passaggio molto rischioso, Ganci riesce comunque a toccarla. Tallareta, grande ancora qui la sua giocata con la suola, quasi replicare il mondo del calcio a 5 che comunque potete seguire sempre sui nostri schermi. Poi si complicano molto la vita ma poi si salvano in realtà, però soltanto per qualche istante, perché Mazzola non riesce ad agganciare la palla ma riesce comunque a conquistare un calcio d'angolo importante su un pallone sbaglio da parte di Barone verso il proprio portiere Radicelli. Sarà corner dunque con Tallarita che batte nuovamente questo calcio piazzato, crossa al centro morbido, poi allontana sul primo palo Rubino, anticipare anche il portiere ed è ancora corner, il quarto, il terzo da quella distanza, da quella posizione. Intanto cerca Cicuta, lo trova anche con la testa, ha staccato anche decisamente bene, poi però non è riuscito a impattare in maniera potente con la sfera, era praticamente solissimo, lasciato solo dalla marcatura della formazione ospite che in queste circostanze non sta marcando bene. Intanto Riera prova la sua giocata sulla fascia destra, viene fermato probabilmente da se stesso perché sbaglia da solo il passaggio, ringrazia invece Radicelli, si riparte con questa battuta forte. Ganci tocca con il braccio, un po' sfortunato perché la palla comunque gli è rimbalzata praticamente davanti, non poteva fare nulla, ha provato a levarlo ma non ci è riuscito. Intanto calcio di punizione dunque per la formazione del Galilei con Brusca e Baroncini, anzi no, Saladino e Baroncini. In avanti, Felice con la testa, Ganci il tocco a liberare Spallino. Riera di prima, vuole Mazzola, adesso può attaccare la porta il numero 9, viene fermato ancora dall'ottimo intervento da parte di Brusca. Adesso lì Vecchi, Cicuta mette nuovamente una pezza. Al momento la coppia centrale è Felice Cicuta, Felice e Cicuta non sta praticamente concedendo nulla, nemmeno uno spazio, nemmeno un aggancio alla formazione ospite che, ricordiamo, si trova al terzo posto con il terzo miglior attacco, terza migliore difesa, ma al momento si trova sotto di 1-0. Scambri col tacco, grande giocata per uscire dalla pressione. Tallarita viene pressato, perde forse un po' di tempo, qualche tempo di gioco, ma riesce comunque a lottare su tutti i palloni. Maniaci, la scivolata, poi vede l'inserimento di Scambri che può partire verso la porta, buono qui l'aggancio, si allarga un po' verso il sinistro, Scambri cerca il cross al centro, Saladino blocca questa palla e poi con l'esterno cerca i compagni e lo trova poi in avanti con Schimmenti verso Catalano. Punta Felice che non lo vuole fare passare, poi cerca anche una giocata sublime con un dribbling rischioso in realtà che però non gli riesce, ma ottiene comunque rimessa laterale per Scambri. Ganci, l'aggancio, Tallareta, solito pallone in profondità, insegue Mazzola, però c'è in vantaggio Baroncini che si appoggia da Radicelli. Adesso si riparte dal basso per la formazione del Galilei che, ricordiamo, al momento sotto di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante con la grande rete di Mazzola. Un gol di pura intelligenza, facendosi trovare lì nel posto giusto. Tallareta, le finte, poi Spallino, se calcia, ci ha provato, deviazione, calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita e come sempre lo andrà a battere il numero 10 Tallarita. Battuta come sempre profonda sul secondo palo, Cicuta sbuca ancora, questa volta non ci va di testa, ci va con il piattone destro, non trova la porta, però ancora una volta sempre si fa trovare benissimo Cicuta, 2 volte già sbagliato, vediamo la terza se Tallarita gli proporrà nuovamente un assist così. Vediamo come risponderà il giovane centrale numero 5. Saladino la battuta, viene lasciata dal portiere, si va in avanti, in anticipo Felice, fa un grande lavoro in anticipo, poi con un piccolo rimpallo riesce anche a passare, lotta Spallino intanto, Rubino la controlla, le finte col sinistro, ultimo tocco di Riera, messa laterale, minuto 17 di gioco, per chi si fosse sintonizzato a questo istante, risultato e gara sull'1-0, decide al momento il gol di Mazzola.
Nico, perché arriva sta palla subito qua. Dai, Flipper con la testa, Spallino. Prova a controllare Riera, poi Saladino chiude. Calma, mettila giù! Palla alta, Schembri fa un grande aggancio anche sulla fascia sinistra, sta facendo una grande partita, scambio con Maniaci che rientra, sempre molto elegante, poi vede l'inserimento alle sue spalle da parte di Schembri, non riesce a far passare la palla e poi Cascio invece alza questa palla, prova a fare scattare Schimmenti, ma in anticipo c'è sempre Felice, poi inserirlo, non vuole perdere nemmeno un secondo, fa ripartire i suoi con Schembri, un tocco di mano, la parte fosse proprio di Schembri, però ci siamo accorti forse di questo tocco. Sarà dunque calcio di punizione per il Galilei, minuto 18 di gioco. Potrebbe essere un episodio favorevole, vedremo, perché Schimmenti probabilmente andrà verso il centro del campo, forse una tattica, infatti proprio così una tattica con Barone. Schimmenti avanza, cross al centro, la tocca, poi Felice, Cicuta in anticipo, poi Saladino col sinistro ci ha provato. Non ha trovato però la porta, ma Inzerillo era comunque lì in piedi, pronto a intervenire quando la palla fosse stata indirizzata verso la porta. Dai Nicolò, solo Nicolò! Felice, Tallarita, Schembri col tacco, il secondo della sua partita. Questa volta però non è fortunato come il primo che invece era passato. Riesce comunque a ottenere la rimessa laterale e andrà con le mani. Mazzola cerca di farsi vedere, ma c'è anche Tallarita solo, infatti riceve palla proprio il 10. Tallarita, grande qui la giocata con sempre molta eleganza, Maniaci di prima. Poi il tocco, Felice, non si inizia a vedere inserimento però al di là della difesa, perché in posizione di fuorigioco Riera, che comunque con questi movimenti sta mettendo in difficoltà la difesa avversaria, che però si sta comunque comportando bene. Difatti la terza migliore difesa con 12 gol subiti. La prima, ricordiamo, è proprio l'Accademia Ribolla con 6. Poi Felice lotta contro Catalano, non riesce a ottenere la rimessa dal fondo, concede il calcio d'angolo, però ha fatto comunque un'altra grande chiusura difensiva. Lui ci vota al momento impeccabile, chiaramente 6. Il Bolla comunque ha subito soltanto 6 gol in campionato in queste 8 partite, grande merito proprio dei propri centrali, oltre chiaramente di inserirlo. Schimmenti, Rubino, vediamo se calcia, ci prova col sinistro, palla velenosa che attraversa tutta l'area di rigore, partita come in sinistra a giro a calciare verso la porta e poi diventa forse quasi un cross, che comunque non ha trovato nessuna deviazione, sarà difatti rimessa con le mani con Priolo. Cicuta, tira incontro la palla, Cicuta, Spallino si gira molto bene su Riera, poi di prima grande lavoro per Mazzola che sbaglia la sponda, poi da terra ci ha provato Riera, poi Mazzola prova un po' a complicarsi la vita ma riesce anche quasi a passare, poi si arrende però contro 4 maglie bianche, poi dalla spinta di Riera, un po' troppo vistosa per il diritto di gara, che infatti indica il calcio di punizione. Sì, partirà con questo calcio di punizione con Rubino che si è alzato, però un po' dolorante, in realtà si tocca la zona lombare, sicuramente intervento che gli avrà fatto piacere. Cercava chiaramente di prendere la palla a Riera, battuta quindi profonda da parte di Capitan Saladino. Dietro invece rimangono Baroncini e Brusca, con anche Barone che sta osservando Maniaci, ovviamente sa che non deve partire. Poi il tacco di Cascio riesce a favorire Livetti che calcia, e questo è un grande gol. Dopo il tacco di Cascio libera proprio il numero 11 che fa il gol dell'1-1, l'esultanza forse con la panchina, vediamo perché la mette verso il centrocampo ed esulta. La rabbia del numero 11 che trova la rete dell'1-1. Questo è un gol importantissimo perché comunque il Ribolla stava giocando una grande gara, non stava concedendo nulla, poi però in questo calcio di punizione il gol è arrivato, 1-1, la partita si fa ancora più bella soprattutto per i tifosi neutrali. Tanto Barone in avanti, i ganci, intercetta la palla, poi Tallarita, ancora una volta Barone allontana Cicuta. Un gol nato un po' forse dalla situazione casuale che però è stata
stata messa in rete da Alberto Livecchi con questo esterno. Tanto Mazzola sembrava leggermente più avanti, ma si contiene il dito di gara. Mazzola, la parata di Radicelli, palla rimane comunque per Maniaci, ma allontana Baroncini. Ganci. Poi la conclusione con il destro e la palla del portiere, poi Mazzola è scivolata, Mazzola si gira, poi la sponda per Maniaci, viene fermato da Barone, ma ancora una volta pericolosissimo il ribolla. Maniaci prova ad agganciare, allontana Cascio, ma attacca bene e gioca benissimo il ribolla, che ancora una volta fa vedere tutte le sue qualità con questo destro da fuori di Ganci, che voleva forse un po' replicare quello della scorsa giornata con il gol posto, uno dei gol più belli probabilmente della stagione. Robeno salta Priola, poi Cecota mette una pezza gigantesca. Tutto partito invece dallo scatto di Mazzola, sempre molto utile in questi movimenti. Sembrava in realtà potesse essere in posizione di fuorigioco al direttore di gara, però probabilmente l'ha anche messo meglio di noi e ha difatti preferito fare continuare l'azione con la conclusione poi parata da Radicelli. La conclusione poi è stata arrivata poi successivamente da parte di Ganci, poi nuovamente Mazzola che ha cercato anche il compagno Maniaci, che però non ha trovato la porta, cercando invece di agganciare la palla. Intanto con le mani si riparte. Tallarita, palla questa volta al centro per Mazzola. Cascio si gira, alza anche lui la palla con la testa felice. Poi Rubino, cambio di gioco perfetto, dall'altra parte c'è Schimmenti che calcia il volo e poi per un soffio non arriva a ribadire in porta, ma ancora una volta un rischio gigantesco per il ribolla con il Galilei che invece va vicinissimo al raddoppio nel momento migliore proprio della formazione rossa. Questa era una grandissima palla di Rubino a cercare dall'altra parte Schimmenti, che ha cercato un mix tra un tiro e un cross. Poi al secondo palo sono spuntati sia Livecchi che Catalano, ma entrambi sono arrivati leggermente in ritardo. Perché? Perché Inzaghi comunque ha toccato la palla e ha deciso di mettere fuori tempo i suoi avversari. Minuto 25, parità bellissima. Cicota riceve la palla da Priola, che la ritrova adesso, si va a centrare da Mazzola, che viene forse un po' staccato dal dietro di gara in realtà. C'era il 6 e anche loro lo dicono, però anche lì hanno detto, cioè, hanno ricambiato il fallo. Poi Cecota intercetta la palla con la punta, Tallarita, c'è l'inserimento di Maniaci, però cerca dall'altra parte Riera, che però era questa volta in una posizione vistosa di offside. Sarà dunque calcio di punizione, ma stanno giocando molto bene la squadra Galilei con questa fase difensiva. Ovviamente avranno anche preparato, seppur fosse in minima parte, però comunque stanno realizzando benissimo tattica del fuorigioco, perché sono diversi al momento di offside. Non credo sia un caso, questa anche forse una delle spiegazioni all'interno degli allenamenti proposti. Palla intanto alta, Barone, Tallarita in anticipo, Mazzola può vedere il compagno, infatti lo serve, che però ancora una volta arriva in posizione di fuorigioco, poi calcia verso la porta, un po' di rabbia, un po' di stizza da parte numero 7, ma grande palla comunque di Mazzola, che rimane una grande visione di gioco, però posizione è stata indicata di offside, sembra effettivamente abbastanza evidente come fosse davanti ai suoi avversari, dunque fuori gioco. Purtroppo, non essendoci il VAR, chiaramente non si può permettere di continuare e poi verificare, bisogna un po' prendere una decisione del direttore di gara, che è stata quella di indicare il fuorigioco. Rischia Saladino sulla pressione, casca giù, un pizzico di mestiere, un pizzico di esperienza per guadagnare questo calcio di punizione su una pressione comunque feroce da parte di Riera, che sta giocando una grande gara, però al momento non sta trovando forse quella posizione che invece sta cercando con qualche movimento, che Mazzola cerca comunque sempre di servirlo, ma non sempre è andato a buon fine. Minuto intanto 27 di gioco, calcio di punizione, si perde un attimo il tempo perché si sta facendo le scarpe per quanto riguarda Alberto Radicelli, da capitano vero, lo aiuta Daniele Saladino. Centrocampo invece vediamo noi Cicero, al momento contornato da Mazzola e da Spallino, sicuramente non facile girarsi in mezzo a quei due. Poi c'è anche Cascio marcato stretto da Ganci, Cascio che infatti si è
allargato sulla fascia sinistra, lui che ha iniziato invece sulla fascia destra, è stato proprio suo l'assist con il tacco addirittura per Livecchi, intanto con questo rilancio lungo al portiere. Poi Felice, questo penso che sia anche regolare. Maniaci attacca la porta, è un 3 contro 1 Maniaci, potete partire Maniaci, calcia e rimane in piedi fino all'ultimo e fa una parata perfetta, grande parata di Radicelli, ma qui Maniaci forse avrebbe potuto fare chiaramente di più, perché era un 3 contro 1, c'era un Mazzola e Riera accanto, lo potete invece calciare verso la porta. Poi Cicuta vede l'inserimento di Maniaci, che però è ancora una volta in posizione di fuorigioco, ma questa è stata un'occasione incredibile. Maniaci non è stato freddo come al solito, è il capocannoniere, ricordiamo, di questo campionato, quota 9 gol, vuole la quota 10, vediamo se arriverà oggi, ne aspetti già 2 però davanti la porta. Baroncini, Schembri in anticipo, buono qui l'aggancio, controlla la palla, Schembri, poi Baroncini ancora, metti tutti d'accordo, Felice, perfetto Felice, poi Maniaci ancora una volta davanti a tutti, fuori gioco, minuto 28 di questa partita, risultato 1-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Ricordiamo, per piccoli problemi tecnici non sono stati, o meglio, sono stati registrati i primi 7 minuti, però sono presenti in un'altra partita, un piccolo problema tecnico, infatti ci ha consentito di iniziare al primo minuto, infatti dall'otto direttore di gara colloquio con il tecnico del Galilei, Bravo arbitro, bravo. lasciando anche l'ammonizione, però non si è capito realmente il motivo. Intanto Saladino va lungo, Cascio con le competenze da parte di Ganci, Rubino va incontro alla palla, converge verso il centro del campo, Rubino guarda la porta, cosa è calcio, Rubino sul sinistro, salta tutti, Rubino, Cicota lo ferma ancora una volta, sembrava fosse in posizione in modo irregolare, però il direttore di gara ha indicato sul pallone l'intervento del numero 5, sta giocando una grande partita, forse il migliore al momento. Brusca, Rubino, pressione di Spallino, grande quel suo lavoro che però commette fallo, che è un po' incredibile, ed è anche cartellino giallo per Spallino. Forse ha detto qualcosa di dietro di gara, perché l'intervento non sembrava chiaramente cattivo, è stato, se non ricordiamo male, anche il primo fallo da parte del numero 8, che però probabilmente avrà detto qualcosa di dietro di gara, perché è arrivato anche il cartellino giallo, il primo di questa partita. Sicuramente non un fallo cattivo, ma sanzionato comunque in questo modo il giudice di gara. Tempo calcio di punizione, da queste palle infatti sono arrivati proprio i maggiori pericoli sulla difesa del Ribolla, con il gol infatti dell'1-1. Palla ancora al centro, Cicuta rinvia male, va a girarsi, calcia verso la porta, il palo di Catalano. Ancora una volta le palle inattive sono pericolosissime per il Ribolla, che rischia di prendere nuovamente il gol con il Catalano, che ha approfittato di un rinvio non ottimale da parte di Cicuta, forse il primo errore della sua partita, al minuto 30 si è girato con il destro, ha beccato il palo con Inserillo, che probabilmente avrà mandato qualche preghiera per questo pallone, perché non è buttato. Schembri, Maniaci, ottimo per Talareta, poi in anticipo la difesa con Baroncini, poi l'aggancio da parte del tecnico di casa. Vai Nicolò, fatelo dare, gioca. Schembri, Tallareta si gira, ancora Schembri, poi accarezza la palla Lo Cicero, che si complica la vita con questo aggancio di sola, regala di fatti a rimessa laterale con Schembri con le mani. C'è Maniaci che si allontana, si avvicina invece a Ganci, lui va proprio dal 10, Tallarita con l'esterno di ritorno per Maniaci, che prova a controllarla, poi cerca i compagni ancora al centro, Saladino in anticipo su Mazzola, che però lotta ancora una volta, viene allontanata poi la palla, poi Ganci la controlla e poi Cascio mette tutti d'accordo, scendo palla al piede, testa alta e fa ripartire la sua formazione. Cicuta, Cascio ancora una volta, il break da parte del numero 8, grande partita per lui. Cascio guarda la porta, può calciare, ci prova, Felice respinge con la schiena e poi Ganci, Tallarita guadagna qualche metro, c'è Maniaci, lo serve, Barone però una grande diagonale, e poi di prima Felice che contro Mazzola, ma chiude Saladino che si appoggia sul portiere. Baroncini e adesso possesso Galilei.
Ganci. Puntalo! Sta alla Rita, le finte, molto elegante, la controlla con l'esterno e una palla comunque giusta. Manici questa volta va cercato di allargarsi e non di tagliare verso il centro del campo. Tallarita aveva servito invece nella zona centrale a tagliare, però non si sono capiti questa volta. La grande palla comunque ancora una volta di Tallarita, che dimostra di avere una visione di gioco veramente impressionante per l'età. Maniaci, il controllo a seguire, poi viene fermato e Saladino allontana. Nel frattempo ci sono i primi movimenti sulla panchina dell'Academy Ribolla con Giovanni Tarantino che si è messo la pettorina. Inizierà il suo riscaldamento. Tallarita cerca la porta e qui si esalta con questa conclusione Radicelli. È stata una buona conclusione, probabilmente sarebbe terminata anche fuori in realtà, però Radicelli non ha voluto rischiare nulla, non ha voluto lasciare nulla al caso, si è buttato e ha fatto anche una grande parata. Ancora Tallarita intanto che batte l'ennesimo corner. Palla che terza l'ala di rigore, poi il rinvio della difesa. Spallino calcia, non trova la porta. Questo tiro con poche pretese però da parte del numero 8, corpo praticamente all'indietro totalmente. Infatti la palla ha preso una traiettoria non felice. Minuto 33 di gioco. Solo, Ganci. Dai. Ganci con la testa, cerca Mazzola, poi Baroncini interviene. Palla che rimane ancora lì, Spallino, poi Cascio allarga il gioco, Barone allunga questa palla in profondità, vuole fare scattare Catalano contro Felice. Catalano rientra col tacco, Scambri in raddoppio. Perfetta la partita anche del numero 3 che poi si concede pure un dribbling, grande tecnica per lui. Scambri, Maniaci, sbaglia più il controllo. Vita non felice per lui, poi riesce anche a riconquistare palla, poi il dribbling da parte di Maniaci che forse vuole rifarsi. Mazzola sbaglia qui il passaggio di prima, vede comunque il segmento di Riera, ancora una volta in posizione di fuorigioco. Sta rischiando un po' Riera però, che ha già controllato la palla 2 volte. Terigara però sta facendo passare questa cosa. Ancora una volta comunque movimento perfetto di Riera, però leggermente in ritardo perché di fatto anche in fuorigioco. Cicuta con l'esterno, chiama Felice, poi cerca i compagni, sbaglia il tocco, Catalano, Felice allontana per Mazzola, solita sponda di prima, grande lavoro da pivot, poi Tallarita con l'esterno, Barone chiude ancora una volta. Quante chiusure ha fatto Barone, perché ogni qualvolta che si cerca l'azione in attacco, intanto Ganci con un grande lavoro e elude anche il fuorigioco. Ganci attacca la porta, grande giocata del 4 e poi scivolata e chiude lo Cicero. Stiamo parlando quindi di movimenti da parte di Riera, ma soprattutto di movimenti di Maniaci con Tallarita che lo cerca quasi sempre, però Barone riesce comunque a mettersi in posizione e a negare questi palloni quasi sempre, toccando, intercettando la palla per allontanandola. Una grande partita quella del terzino in maglia numero 2. Schimmenti può ripartire centrale, grande giocata, ma un duplice fischio, non si era capito in realtà neanche molto bene, anche i ragazzi non hanno capito subito l'intenzione da parte del di gara, che indica quindi la fine del primo tempo, risultato di 1-1, partita bellissima al momento. Al gol dei primissimi minuti da parte dell'Academy Ribolla ha risposto invece il Galilei, che poi è dato vicinissimo anche al raddoppio in realtà con il palo di Catalano, che rimane l'occasione più ghiotta. Però dall'altra parte Maniaci ha avuto anche lui un'occasione contro il portiere, contro Radicelli, che è rimasto in piedi fino all'ultimo e ha parato una grande parata in spaccata. Voi restate sempre connessi perché noi ci lasciamo ma soltanto per qualche istante, piccola pubblicità e poi ci vediamo per il secondo tempo. Sì, abbiamo eliminato sicuramente una corazzata, una grossissima squadra a cui faccio i complimenti come li ho fatti anche in campo. Forse noi meritavamo qualcosa in più nella partita di andata. Oggi effettivamente dopo essere passati in svantaggio loro hanno avuto alcune palle e gol per poter raddoppiare, ma io avevo detto ai ragazzi di tenere la partita in piedi fino alla fine e stavo nella speranza di qualche giocata che per nostra fortuna c'è stata. Che fortunato Napoli ha battuto una gran bella punizione, Alessi è stato bravissimo a girarla in porta. Veramente io faccio i complimenti ai miei ragazzi perché è stata un'impresa, stringendo i denti, avevamo gente che non stava neanche bene fisicamente, ma ripeto, soprattutto abbiamo avuto la fortuna di pareggiare e quindi di passare il turno contro un Cerci, che veramente è una corazzata, non c'è dubbio.
vabbè, un pizzico di fortuna ci vuole, però una volta che ero in svantaggio mi sono messo poi dopo ho fatto entrare Alessio Emanuele, uno che ha anche caratteristiche offensive, uno che fa gol, e poi mi sono messo al centrocampo inserendo Fortunato Napoli a sinistra e Denis Castolina dietro la nostra prima punta. Denis Castolina è un elemento validissimo che sicuramente ci darà una grande mano d'aiuto nel prosieguo della stagione. Io faccio i complimenti oltre che ai miei ragazzi anche alla società e credo di aver regalato delle buone festività natalizie, di questo ne sono orgoglioso e felicissimo. Sì, è stato veramente dura perché abbiamo incontrato un'ottima squadra che gioca veramente bene, dove ci sono ragazzi che stanno giocando a calcio. Abbiamo preparato questa sfida al meglio, facendo anche tanti sacrifici, però siamo veramente tanto contenti che siamo riusciti a passare il turno. Sì, a dicembre abbiamo avuto un sacco di impegni importanti, sia per il campionato sia per la Coppa. E giustamente le forze poi vengono a mancare, però siamo un'ottima squadra, un'ottima rosa, tutti ci aiutiamo e siamo riusciti a portare questo risultato a casa. Ma questa squadra, l'abbiamo detto già all'andata, è una squadra veramente messa bene in campo, dove come dicevo prima ci sono alcuni elementi che fanno la differenza. Siamo stati messi anche in difficoltà, però siamo riusciti a tenere testa e con la nostra, possiamo dire, perseveranza siamo riusciti a conquistare questo turno, questa semifinale che secondo me meritiamo. Sì, Dennis è un elemento abbastanza valido, lo conosciamo, ma come dicevo prima abbiamo una rosa abbastanza ampia, riusciremo anche con difficoltà, se ci saranno difficoltà, a sopperire alla mancanza di dormitori. Io volevo ringraziare sia quelli che ci hanno seguito su Facebook sia quelli che sono venuti fin qua, perché c'è tanta strada e non è facile. E poi niente, auguro buone feste a tutta la RSC e al prossimo anno. Ultima recita nel 2022 per Don Carlo Misilmeri e Parmoval. I biancorossi reduci dall'uscita di scena in Coppa Italia per mano dell'Acragas, ma anche dal ribaltone tecnico con l'esonero di Salvatore Eutro, squadra affidata a Gaetano Tomasino contro la Parmoval, imbottita di giovani anche al Giovanni Aloisio. Come in tutti gli altri campi, il minuto di raccoglimento per Sinisa Mihailovic, molto sentito anche al Giovanni Aloisio, con la partita che inizia e sarà, come stiamo per vedere, un monologo della formazione biancorossa. Il film della gara inizia con neanche un minuto e mezzo, con il cross che stiamo per vedere di Concialdi, la sponda di Manfred per Federico Matera, che sblocca il risultato in neanche 100 secondi e subito cambia il parziale al Giovanni Aloisio in favore di una Don Carlo Misilmeri che gioca letteralmente sul velluto praticamente fin dal fischio d'inizio. E a breve vedremo un'altra situazione con la volée di Manfred, anzi di Pellegrino, con la palla che si perde alta sopra la traversa, ma è il preludio al gol del 2-0, la splendida punizione, un altro capolavoro da parte di Piero Concialdi, come contro il Marineo. La mette all'angolino dove Motta non può arrivare. Il gol del 2-0 dopo poco più di 5 minuti. E Don Carlo Misilmeri che però insiste, continua ad attaccare, anche se qui sul giropalla che stiamo per vedere c'è l'ottimo break da parte di Molinini che brucia Possentino, si presenta a tu per tu con Marino, cerca di piazzarla col sinistro ma non trova la porta e non vissa il gol realizzato 7 giorni fa in casa contro l'Enna. Allora Piero Concialdi prova a scatenarsi, la palla per il tentativo incrociato che si perde sul fondo, occasionissima per il possibile 3-0 della Don Carlo, che insiste alla ricerca proprio della rete del 3-0. Qui Concialdi con la conclusione, Mancina che si perde a fil di palo. 3-0 a metà del primo tempo, ancora una marcatura multipla, ancora una doppietta in casa per un Concialdi scatenato. Don Carlo che poi insiste, minuto 24, con la palla per Fricano, il cui cross cerca compagni nel cuore dell'area, allontana momentaneamente la difesa della Parma, allontana però sui piedi di Riccardo Pellegrino che spara col sinistro, trova il 4-0 e trova un'altra gioia davanti al proprio pubblico, lui che aveva segnato un altro 4-0, per sia quello con cui si è conclusa la gara contro l'Unitas Sciacca. Don Carlo Misilmeri, come detto, sul velluto, minuto 38, ancora Pellegrino incostante, proiezione offensiva, cerca di mettere in mezzo il pallone, c'è una deviazione che porta il pallone sui piedi di Matera
Tapin da pochi passi che si perde sopra la traversa. Minuto 43, ancora il giro palla da parte della compagine affidata in questo match a Gaetano Tomasino, con Sino che avvia l'azione. Poi il corridoio centrale per Vincenzo Manfrè che trova. Al 42esimo e 30 secondi il gol del 5-0, si sblocca anche il numero 7 biancorosso che trova un'altra gioia davanti al suo nuovo pubblico. Veniamo con le immagini al secondo tempo, con i cambi effettuati da Tomasino, gli ingressi di Lucera e Caracappa. Qui però ancora Concialdi che apparecchia per Vincenzo Manfrè. 4,5 nel secondo tempo, 5-0 che si arrotonda, diventa 6-0 con la doppietta del centravanti della Don Carlo Misilmeri, che ancora insiste alla ricerca di nuovi gol. Qui Sino per Lucera che scavalca Motta, c'è il salvataggio sulla linea, la palla però ancora buona per Lucera che serve nuovamente Sino, e la rete del 7-0 è la prima rete in eccellenza per Federico Sino, buttato nella mischia da titolare oggi in mezzo al campo. Fiducia ripagata col gol e non solo dal biondo centrocampista ex Resuttana, mentre pochi minuti dopo si invola Lucera che cerca di farsi spazio a spallate, poi calcia col destro. Gran parata di Motta che mette la palla in calcio d'angolo, corner che ne segue, che vede la giocata sullo stretto per Concialdi, il cross deviato da Manfrè in posizione sospetta, il direttore di gara convalida, gol dell'8-0, tripletta per Manfrè, la prima in maglia Don Carlo Misilmeri, e punteggio che si amplia ulteriormente per una gol praticamente mai in partita. Qui minuto 67, la fiondata di Alessio Lonigro alla ricerca di Lucera che fa la spallata con i suoi avversari, poi cerca questo tiro col sinistro, non perfetto questa volta Motta, e a metà del secondo tempo porta a quota 9 le sue marcature la Don Carlo Misilmeri in una gara letteralmente senza storia, che cerca di scuotere un po' la Parmoval con questo calcio di punizione che viene affidato al tiro di Russo, ed è bravissimo Chinnici, classe 2005, gettato nella mischia da Tomasino. Siamo tornati live per commentare il secondo tempo di questa partita, un intervallo abbastanza breve e poi è subito linea al campo per ricordare e ritornare soprattutto in questo match. Risultato di 1-1 per chi tifosi sintonizzati in questo istante. Adesso vi mostreremo anche il nostro classico Mascherino, il direttore di gara, che sta controllando le reti, e poi si ritornerà finalmente in campo con il possesso palla per la formazione ospite, che batte adesso e ricomincia la partita quindi sul 1-1. Locice brusca, pressione subito molto importante da parte di Riera, si è fatto pizzicare più volte in posizione irregolare, ma vediamo se cambierà qualcosa in questo secondo tempo, forse un lavoro maggiormente cercando di stare probabilmente sulle linee di gioco, cercando quindi di non finire in posizione di offside. Quanto calcio di punizione con Saladino che batte dopo 35 secondi il primo calcio piazzato proprio da una situazione del genere. È arrivato il gol del Galilei con la rete di Livecchi dopo un grande tacco di Cascio, che infatti adesso controlla la palla, poi Tallarita, grande lavoro come sempre. Sento, c'è stato un cambio perché un po' Spallino con la maglia numero 8, e invece al suo posto è entrato Filippo Cina, che in questa partita invece iniziato dalla prima, poi Rubino che spinge abbastanza vistosamente Ciguta. Il gioco però un attimo è fermo per consentire 10, stai calmo, 10, stai calmino. Un toppo alla ferma. tanto calcio di punizione. Cascio centrale, Felice in anticipo, Ciguta, poi palla che viene rimbalzata su Catalano, si continua comunque. C'è stato anche un altro cambio con dentro Tarantino al posto di Priolo, con Scambri che invece si è schierato nuovamente sulla fascia destra. Una palla che testa di rigore, poi Riera ancora calcia il palo, ma posizione di fuorigioco, ma grande palla qui per
essere tutto il campo. Invece stiamo parlando di Giovanni Tarantino che fa così Gasperi sulla fascia, però con Scambri che va sulla fascia destra e Tarantino che invece va sulla fascia sinistra. C'è da notare comunque la posizione di Cina che sembrerebbe essere così a ridosso di Mazzola, con Tallarita che forse si è indietreggiato un pizzico. Un po' di capire adesso anche posizionamento in campo. Intanto Cascio, l'altra parte è solissimo. Schimmenti che viene servito, Schimmenti attacca la porta ancora, Schimmenti, e qui ottimo il recupero di Tarantino che è fresco, effettivamente fa valere anche la sua freschezza per fermare il suo avversario. Poi Felice da terra si complica un po' la vita, poi Tarantino è scivolata, l'ultimo tocco però è di Maglia Rossa. Dunque calcio d'angolo, vediamo di gara, adesso infatti indica il calcio d'angolo, non aveva indicato in precedenza, mettendoci anche un po' in difficoltà in realtà, però calcio d'angolo. Dunque azione ancora del Galilei che comunque nonostante sia partita in svantaggio nei primissimi minuti del match, poi ha comunque risposto presente nella partita, giocando una grande gara, andando vicinissima, forse anche più vicina al gol rispetto all'Accademia Ribolla, che ha avuto la grande occasione con Maniaci contro appunto Radicelli, però dall'altra parte Catalano ha preso un palo, quindi credo che le due situazioni siano abbastanza simili. Intanto casca giù, tutto regolare, si continua, Tallarita può ripartire e va dall'altra parte, un lancio che forse il suo tecnico Sergio Di Trapani dice qualcosa al numero 10, cercava forse una palla più corta, invece lui ha cercato una conclusione, un lancio profondo verso i compagni che questa volta però non è andata a buon fine. Maniaci col tacco, la porta avanti, poi Saladino allontana, Cascio, ganci con la testa, la mette giù, Mazzola, grande lavoro, poi calcia verso la porta! Questo era un grande lavoro del numero 9 che ha fatto un controllo a seguire e poi un destro tentato di incrociare che però non ha trovato gli giusti esiti. Cicuta, gli sbaglia il controllo, Scambri, centrale, sbaglia il passaggio, poi Cicuta ancora una volta con Mazzola che ci crede un pizzico, poi si ferma, capisce che forse facile prendere il portiere e non vale la pena proporre una corsa in questo caso, meglio forse riservarsi energie per qualche scatto successivo. Minuto 40 di gioco, Cascio, scivolata di Ganci, poi Tarantino, Tallarita, Ganci alza la palla a cercare i propri compagni, poi il tocco indietro, il palo addirittura da parte di Brusca che si stava complicando tantissimo i compagni, però lo rincuorano subito. Era un tentativo chiaramente di anticipare il neoentrato Cina, poi stava in realtà beffando il proprio portiere, però stavolta la fortuna un po' intervenuta con il palo. Calcio d'angolo intanto, Tallarita va sempre ottimo il centro, colpo di testa da parte di Mazzola tentato e salta in cielo, la tocca però non riesce ad inquadrarla. Tanto applausi da parte del pubblico presente, sempre molto caldo. Gioco momentaneamente fermo, ma si riparte con Saladino che prende il posto del portiere con questa rimessa dal fondo. Si cerca Schimmenti che va incontro alla palla, liscia, poi Tarantino comunque era lì presente in questa marcatura preventiva. Palla che termina fuori, rimessa laterale, si riparte con le mani, minuto 40, partita che ancora può dire tantissimo. Mancano di fatti 30 minuti, secondo tempo è iniziato da pochissimo, risultato di 1-1 che era molto vivace, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante al gol iniziale di Mazzola, poi ha risposto a conclusione di Livecchi con l'esterno sotto la traversa, dove inserirlo non ha potuto fare veramente nulla, nemmeno un grande portiere come lui. Tanto Tallarita alza come sempre la palla, cerca Maniaci che può puntare la porta, ci crede, cerca Mazzola, lo trova, Mazzola si complica un po' la vita, Mazzola rientra sul sinistro, Mazzola contro 3 avversari, ha provato una conclusione molto complicata, ha fatto però poi palla profonda con Felice che però è in anticipo. Cicuta cerca Scambri, lo trova sulla fascia destra, Riera, Mazzola di prima, grande sponda, poi Cina, bene Scambri, è una palla comunque giusta, però fatta forse non con i giri giusti, a parte del numero 16 che
è entrato anche da poco, forse deve ancora trovare il miglior momento per anche spezzare il fiato probabilmente. Nel frattempo sono dei movimenti anche sulla panchina del Galilei. Ricordiamo soltanto 2 giocatori in panchina, si tratta di Vittorio Ferrera e di Antonino Catalano. Schimmenti, Catalano, grande gioco, viene fermato da Ganci che fa una buona chiusura. Poi palla che rimane ancora lì, Cikuta mette tutti d'accordo, Tallarita può puntare, poi vede la profondità Maniaci, vediamo se ci arriva, la palla è molto profonda però lui è tanto veloce, infatti riesce comunque a tenerla in campo. Maniaci rientra sul destro contro Barone, c'è anche Baroncini, riesce comunque a tornare dietro con Tarantino, poi Ganci col sinistro vede Mazzola tutto regolare e invece no, questa bisogna forse rivedere un attimo perché sembra fosse in linea, però bisogna vedere anche i terzini che molto spesso mettono un po' in difficoltà da questo punto di vista con le loro posizioni non centrali abbastanza defilati, talvolta non riescono a salire in tempo, invece a volte riescono a farlo in maniera perfetta. Infatti credo sia anche quello che è successo nell'ultima circostanza, questo fuorigioco, l'ennesimo per l'Accademia Ribolla. Lo sceglie. Poi allarga Livecchi che prende anche un calcio, poi Tarantino fa un grande lavoro, però il direttore di gara ferma il gioco per l'intervento precedente. Tanto viene chiesto anche l'intervento da parte dello staff medico con questa botta ricevuta per Livecchi. Non sono notizie buone chiaramente, tanto il gioco stava continuando, ma il referee infatti sta parlando con Tallarita, dice di ascoltare il fischio, ascoltare lui. Quindi diciamo non sono delle notizie buone chiaramente in termini numerici per il Galilei, perché comunque i cambi sono soltanto 2, ricordiamo Ferrera con la maglia numero 13 Vittorio Ferrera e poi con la 14 Antonino Catanzaro, sono soltanto 2, dunque i possibili cambi con Livecchi che si alza comunque leggermente claudicante, però vediamo se continuerà. Per lui un gol oggi, quello dell'1-1, quello del pareggio, poi anche tanti movimenti, ma contro Cikuta e Felice non è mai facile trovare dei gol e trovare comunque delle belle giocate, sono 2 grandi difensori. Cikuta per Scambri, palla un po' rischiosa, Scambri ancora col tacco, la sua giocata ormai questa. Poi lotta brusca, non riesce a fermarsi, lo travolge. Cina sbaglia l'aggancio, un calcio, fa un grande lavoro il numero 8, poi si appoggia dietro. Cazzo, un calcio di punizione, ma detto di gara molto vicino, ha fatto continuare però. Brusca, poi Scambri e Rubino sono un po' pizzicati. E giallo anche per Scambri, non abbiamo mostrato il cartellino giallo, le nostre telecamere stavano visionando altrove, ma cartellino giallo per il terzino destro, partito terzino sinistro. Solito calcio piazzato con Saladino sul punto di battuta che guarda i compagni, fascia da capitano al braccio. Lascia Andrea! Sii più furbo! Brusca vicino a lui, ma comunque lungo. Chiude, ottimo Cikuta, sempre molto puntuale. E poi Riera può partire di velocità, una grande tecnica del numero 7. Va al centro da Tallarita che la controlla. Ottimo qui il suo lavoro, il suo disimpegno. Tallarita guarda la porta a calcio, verso la porta! E stava per fare una giocata clamorosa qui Tallarita. Ha fatto bene a provarci, ha fatto girare il suo destro. Guarda che è uscita veramente di un soffio sotto l'incrocio dei pali. Fossimo stati chiaramente all'alta parte del campo avremmo visto maggiormente la distanza e soprattutto avremmo visto quanto sia uscita la palla, però possiamo anche vederlo da qui, possiamo immaginare che sia uscita di pochissimo, probabilmente lo saprà bene anche Radicelli. Lo Cicero alza la palla per Schimmenti, tutto regolare, si continua, niente fuori gioco, poi cerca i compagni, chiude Tarantino quest'ottima posizione. Tarantino ancora una volta mette una pezza. Si parte con le mani, minuto 46 di gioco, sempre 1-1, pareggio che sta comunque continuando, persiste. Tallarita esce bene dalla pressione, ma riesce comunque a toccarla lì, se con la tibia fa 2-1.
Il gol, la doppietta dell'attaccante che è davvero un numero 9, sente la porta, forse non la vede, ma comunque va bene così perché trova il gol del 2-1, però è momento di cambi perché sta per entrare, adesso vediamo chi, al minuto 48. Entra con la mano numero 13 Vittorio Ferrera, quindi lascia il campo invece Catalano, quindi un cambio offensivo questo momento al minuto 48 di gioco, 2-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Il gol, la doppietta di Mazzola che al momento sta decidendo questo match. Mazzola scatenato, Lo Cicero sbaglia il controllo a centrocampo, poi Tallarita, Cascio esce bene dalla pressione con il suo solito lavoro con la suola, poi Livecchi buca l'intervento Cicuta, ma poi scambia in anticipo, si allarga sulla fascia destra, vede Riera che può attaccare la porta contro Brut, è più veloce Riera, converge verso il centro del campo, Riera lo salta, Riera ancora sul sinistro, può calciare, Riera calcia! Palla che viene deviata e poi facile preda del portiere di Radicelli. Riera aveva fatto una grande giocata qui, rientrato sul sinistro, poi ha cercato il primo palo piuttosto che il secondo, il rientro, il recupero di Riera, urlo, ed è giallo, ed è rosso per Scambri, rosso per Scambri. 10 rimane in 10 in ribolla con Scambri che lascia il campo. È stato un triplo intervento falloso da parte della formazione di ribolla, però il Vittorio Di Gara ha deciso per dare il cartellino rosso al terzino destro Scambri. Stava giocando una grande partita, una buona fase difensiva e anche dal punto di vista offensivo si stava facendo vedere con degli ottimi passaggi come quello di Riera, però la lunga, Felice con la testa, poi Cina, vediamo adesso come si ridisegnerà la formazione di casa. Riera, grande giocata ancora una volta tecnica, sta salendo in cattedra il numero 10, il numero 7, chiedo scusa, Cicuta, centrale, Cina, tutto regolare, si continua, Riera può attaccare la porta, sta facendo i compagni, Riera ancora, Riera calcia, anzi cerca il centro, poi Tallarita, parata impressionante da parte del portiere, ma è fuori gioco comunque, sembra in realtà essere partito con i tempi giusti Tallarita, però Di Gara ha deciso di fischiare questa posizione di offside, ma parata impressionante da parte di Alberto Radicelli che con un intervento prodigioso, a botta sicura da parte del numero 10, dice comunque di no, la posizione era comunque di fuori gioco, ma rimane la parata. Brosca cerca l'inserimento di Livecchi, chiedo scusa. Intanto Riera sembrerebbe essere passato come terzino destro. Cicuta sbaglia qui il tocco, o meglio riesce il tocco ma rischiando tantissimo. Riera all'esterno, tutto regolare, ma c'è anche Maniaci, Mazzola prosegue lui, poi viene fermato da Saladino, forse doveva lasciare anche la palla all'11 Vito Maniaci che era già in accelerazione. Riera in anticipo, Brusca centrale, Livecchi trova il tocco verso i compagni, Felice chiude, poi Cascio sbaglia il controllo con la testa, era molto complicato. Ci sono i movimenti anche sulla panchina dell'Accademia Ribolla. Cina, Riera che in questo secondo tempo è salito comunque in cattedra, una prestazione sempre crescendo la sua. Tallarita vede l'inserimento di Mania che in fuori gioco, Tallarita mani capelli per lui, dice di no, tanto arriva il campo con invece di Santa Lucia dovrebbe essere. Problema di Andrea che alla Dai, attaccalo! Entra bene poi con la punta, Cascio tocca, poi schimmenti, grande lavoro di Cina a centrocampo, Cicuta con la testa, poi Saladino salta contro Maniaci che si sta posizionando come centrale, quindi probabilmente l'assetto della formazione adesso non è più un 4-3 ma diventa un 4-3-2 con Maniaci e Mazzola che sono abbastanza vicini, con Maniaci sulla fascia comunque sinistra, in centro-sinistra, e centro-destra invece abbiamo sempre Mazzola. Al momento man of the match, questa doppietta che sta decidendo la partita. Tallarita
Ottimo il suo break, poi viene fermato dalla chiusura difensiva. Poi ganci con l'esterno. Barone, Schimmenti, le finte ma non a bocca Cina. Recupera l'ennesimo pallone, poi ganci scivolata, Tarantino in anticipo. Tadarita, poi piccola mischia ma esce benissimo Cascio che attacca verso la porta. Vuole trovare lui il gol del 2-2 probabilmente, poi viene chiuso e poi la fenta addirittura di Felice che si concede 2 dribbling addirittura ed esce a testa altissima il numero 6. Cina, ancora Felice. Vedi i compagni, può lanciare, poi non vuole rischiare nulla, Ganci, si complica un po' la vita, riesce comunque a passare la palla a Cina, tutto regolare, Riera, c'è Mazzola, lo potrebbe servire adesso, cerca invece Maniaci che in realtà è in posizione di fuori gioco, che forse avrebbe dovuto cercare piuttosto Mazzola, arriverà il cambio con dentro, come abbiamo già detto, Giorgio Santalucia. Allora dice il numero 4 che lo tiene lì. Esce il campo Niccolò Tallarita, grande partita per lui, forse un po' stanco. Entra Santalucia che si posiziona come terzino destro con Riera che invece sarà la destra. Vediamo perché Mazzola al momento va a centrocampo con accanto a Ganci e accanto a Cina. C'è Mazzola leggermente più indietro adesso, vediamo se è una fase di copertura al momento per difendere o se invece sarà proprio la soluzione che è stata proposta. Palla al centro dell'area di rigore, poi sbuca Schimmenti ma chiude ancora una volta Felice che mette l'ennesima pezza della sua partita. Poi Riera salta, non trova la palla, la trova invece brusca con la testa. No, Cicero giganteggia a centrocampo, grande il suo lavoro, poi anticipato da Cina che sguscia via benissimo dal tapellone e vede l'inserimento di Riera, è tutto regolare Riera e poi il dribbling addirittura da parte di Redicelli che sta giocando anche un po' come libero, non solo portiere, anche come ultimo difensore, per ricordare i vecchi ruoli tattici degli anni 80. Così famosi anche un grande giocatore come Franco Baresi, così per citarne uno. Vittorio che era a colloquio con il tecnico delle Galilei che ha fatto da ridire. Ciguta, gancio con l'esterno, poi Santalucia, Ganci, poi vede la palla sbucare all'ultimo Riera non se l'aspettava però probabilmente. Tanto si riscalda anche Catanzaro che è l'unico cambio rimasto alle Galilei, però ci sono movimenti anche sulla panchina di casa. Saladino intanto sbaglia il tocco, Mazzola capisce tutto, intercetta, attacca la porta, Mazzola il controllo, Mazzola sul sinistro, può calciare, Mazzola ancora, calcia Mazzola, la parata ancora una volta di Redicelli, vuole la tripletta il numero 9, poi sbatte la palla verso Limura, vuole trovare questo gol, questa tripletta che probabilmente anche merita, vista la partita che sta facendo. Sarà quindi calcio d'angolo. Vai Giorgio! infilati! Palla un po' defilata, Santalucia non la trova, finisce su Felice, l'aggancio, vuole il sinistro, cerca la conclusione che viene murata, poi Riera col destro! Tanta potenza, poca precisione questa volta. Il numero 7 che non è stato fortunato. Nel frattempo arriverà un nuovo cambio per l'Accademia dei Buoni. Al momento gioco fermo, minuto 56, 2-1 per chi si fosse sentito in questo istante. Doppietta di Mazzola. Starà per entrare probabilmente Angelo Ricotta con la maglia numero 18. Adesso vediamo con certezza. Questo è il posto di Mazzola, vediamo. Poi la palla vicina, perfetta per Maniaci, ma ancora una volta fuori gioco. Lui dice qualcosa dietro di gara, dice di no, dice che non si trovava in posizione irregolare. Ma grande palla comunque di Cina che ha alzato la palla un po' come i brasiliani. Barone riceve la palla sul lato di destra, vede Schimmenti, lui non lo serveva invece lungo a cercare l'inserimento di Cascio che viene sfidato ancora una volta da Felice che gli toglie la palla, prova ancora una volta il dribbling, però questa volta non ha bocca l'otto, forse si aspettava questa giocata di Felice che più volte
quando ferma gli avversari cerca il dribbling per uscire comunque con la palla a tre piedi. Ma con le mani Tarantino cerca Mazzola, che infatti si è posizionato a centrocampo ormai, sta punta a centrocampo, insomma un cambiamento importante. Poi il raddoppio di un tiro su Rubino e poi Santa Lucia mette in rimessa laterale. Sono 3 uomini per fermare comunque Rubino, che sta giocando una buona gara, però in fase calante rispetto al primo tempo. Cicota, Cina sbaglia il tocco, poi Ganci con l'addome viene un po' spinto, ma tutto regolare. Cina attacca verso la destra e vede Riera, l'inserimento da parte di Maniaci alle spalle quello del difensore. Saladino però con la testa chiude benissimo e nega al minuto 58 questa occasione. Santa Lucia, Cina con il tocco morbido, ottimo qui la giocata di Saladino che vede i compagni, poi cerca inserimento, ma Cicota perfetto. Lotta ancora una volta Saladino, lotta anche Santa Lucia che è entrato bene comunque in partita. Non è facile entrare a freddo dopo l'espulsione di un compagno, lui comunque è stato benissimo posizionandosi proprio in quella posizione di terzino destro, quella ricoperta da Schembri prima di essere espulso. Con le mani Brosca, Bravo Samu, bravo. poi il lavoro di Livec che viene fermato però dal duo Ganci e Cina che fa grande. Brusca con le mani, rimessa laterale non perfetta. Poi ne esce benissimo Cina che è entrato molto bene in partita. Poi il rilancio di Gancio, cercare proprio Riera che è molto veloce. Saladino però guarda il numero 7 ma non lo riesce a fermare. Riera ancora più veloce, Riera cerca i compagni. E questo è un mix ancora una volta tra un tiro e un assist, ma Riera ha preso dei metri che aveva di svantaggio nei confronti di Saladino con uno scatto impressionante. Però forse è diventato un po' troppo stanco. Grande partita di Riera che comunque rimane sempre uno dei più pericolosi e forse in questo secondo tempo il migliore al momento dell'Accademia Ribolla. Barone, palla che rimane lì, poi Ganci alza la palla, c'è Manici che ci crede forse con un istante di ritardo perché Adicelli interviene e la blocca. Poi Barone sbaglia il suo disimpegno, rimessa laterale, minuto 60 di gioco, mancano soltanto 10 minuti dei 70 di gioco previsti, ricordiamo, per questa partita, valeva per il campionato giovanissimi provinciali under 14. Intanto Cina si smarca, poi calcio sulla porta. Conclusione però senza nemmeno crederci più di tanto. Non è che il gioco, Barone la riceve, lo insegue Mazzola, lui comunque avanti. Cercare Cascio che tenta l'aggancio, viene comunque tallonato da Felice che è sempre puntuale e ancora una volta poi col sinistro va subito in avanti da Cina. Si arrabbia anche il tecnico che dice invece di giocare la palla. Rubino in anticipo su Santa Lucia, lo salta Rubino, attacca la porta, vedi i compagni lì, Vecchi con il destro e poi la scivolata provvidenziale da parte di Cicuta che stava probabilmente un gol perché da quella distanza Livecchi avrebbe sicuramente trovato la porta. Poi c'era un mismatch con Inserillo, comunque un grande portiere, ma da quella distanza ovviamente avrebbe trovato anche la gioia del gol. Però Cicuta ha deciso di intervenire in scivolata, di levare quello spazio, levare quel volume e di fermare il suo avversario. Calcio d'angolo, azione ancora importante per i Galilei. Va Rubino con il sinistro, c'è che i compagni con la testa la tocca Cascio, poi Inserello con quel pizzico di esperienza Calma, apri del gioco. a guadagnare anche qualche secondo. Bisogna anche iniziare un po' a giocare con il cronometro. Minuto 62 di gioco, 2-1 il risultato. Può essere anche importante trovare qualche secondo in più. Santa Lucia cerca i compagni, Maniaci con il braccio, tutto regolare in realtà, sembrava abbastanza evidente, ma si continua. Maniaci con l'esterno, per l'inserimento per Riera, ancora si arresta sulla destra, Riera può calciare Riera e ancora una volta, 2 volte la parata di Adicelli. Sta comunque giocando una grande partita, è un portiere che fino all'ultimo rimane in piedi e questo gli permette comunque di arrivare sul pallone più volte, infatti prima su Maniaci, adesso su Riera.
rimasto in piedi fino all'ultimo. Mazzola, ottima la giocata sul sinistro, cerca i compagni al centro, la blocca però sempre Radicelli che va in avanti velocemente da Rubino sul numero 10, vuole appoggiarsi su di lui, sa che la giocata può arrivare, è un giocatore che presenta quella maglia, salta a ganci poi contro i due avversari, raddoppiato di punizione. Ma che cazzo è sta cosa? È un ragazzino! No, non dico un passo! È un ragazzino! Poi arriverà anche altro cambio dentro Catanzaro, passo di Baroncini, calcio di punizione quindi. Vai dietro! Minuto 64 di gioco, dunque 2-1 il risultato. Saladino va a lungo, poi il tacco di Livecchi per il colpo di Felice che allontana, poi mette una pezza a ganci il capitano, sponda di Mazzola classica e può ripartire Cinà. Attacca, poi la Cicero chiude lo spazio, un'ottima chiusura il numero 6 che non ha toccato molti palloni in realtà, nonostante sia il vertice basso della formazione dei Galilei, però ha fatto un grande lavoro sporco, sembra in fase di raddoppio, tanto grande palla di Cinà con l'esterno, come Modric quasi, e poi la conclusione spaccata di Tarantino che si è inserito con i tempi giusti, con questo pallone perfetto di Cinà, veramente ricordava quasi Luka Modric, veramente sono paragoni molto lunghi, ma sempre bello ricordarli così. Intanto la scivolata di Cascio regolare, rimessa dal fondo comunque, e possesso Academy Ribolla con Inzerillo che andrà a battere la sua rimessa dal fondo, invece no, perché il calcio d'angolo in teoria non ha indicato con le braccia il calcio d'angolo, lo indica soltanto adesso, ci mette nuovamente in difficoltà perché dobbiamo capire noi chi tocca per ultimo la palla, sembrava soltanto l'ultimo tocco fosse bianco, ma così non è per il dito di gara. Intanto calcio d'angolo, palla al centro che attraversa l'area di rigore, poi Cascio non arriva in anticipo e poi Cicuta allontana col sinistro. Manca sempre meno 5 minuti alla fine del match, tempo che al momento sta reggendo, non è terminato il sole, però comunque la pioggia non arriva, questa è chiaramente una buona notizia. Lo Cicero, il tocco, libera il neoentrato che può toccare la porta ancora, salta anche il portiere ma poi casca giù, tutto regolare. Poi Inzerillo dice qualcosa al suo avversario, si chiedeva il calcio di rigore, viene chiesto anche l'intervento da parte dello staff medico, ovviamente il contrasto c'è stato, ma comunque Inzerillo sembrerebbe essere entrato sulla palla, ma nessun calcio di rigore. Vediamo se arriveranno anche dei cambi nella formazione di casa, sembrerebbe di no però. Si disseta anche Riera, si disseta Cinà. C'è anche Livecchi e Cologhi con il proprio tecnico, ma nel frattempo arriva un altro cambio, quindi lo stavamo un po' chiamando perché entrerà con la maglia numero 18 Angelo Ricotta al posto di chi? Al posto di Vito Maniaci, che lascia dunque il campo. Si riparte con una rimessa dal fondo con Inzerillo con la palla tra le mani, ma il cambio arriva adesso con fuori Maniaci, dentro Ricotta per gli ultimi minuti. Rimarranno infatti, mancano 3 minuti, poi qualcosa di recupero, non si è recuperato nulla nel primo tempo, vediamo nel secondo. Aspetta un po' di tempo per questo cambio, c'è anche Maniaci che sta dicendo qualcosa a Ricotta, se qualche tattica su come dribblare l'uomo. Si riparte da Inzerillo, si riparte da basso con Felice, col sinistro, trova Tarantino, buono qui l'aggancio, poi riesce a sbucciare via, si ferma con la giocata, ottimo, poi Cinà. Sembra molto utile Mazzola, non soltanto dal punto di vista offensivo, ma riesce anche ad aiutare in fase difensiva, perché adesso si sta schierando al centrocampo, quindi buca l'intervento a Cicuta, poi salta l'Ogea,
non vuole sbagliare nulla e infatti si appoggia da inserirlo, palla in cassaforte e si ritorna ancora da Santa Lucia. Sbaglia il passaggio, è entrato Catanzaro, lotta. Poi rimessa laterale per l'Accademia Ribolla. Sembrava la stessa del Galilei, ma così non è. Mazzola, buona qui l'aggancio a seguire, poi lotta con il suo avversario, sbaglia l'aggancio. Dopo una partita così forse un errore gli si può anche concedere. Spara alla porta, prova a girarsi. Cascio, poi allontana Cina. Riera non riesce a controllarla. Poi Santa Lucia riesce comunque con uno stile non perfetto ma a fermare l'avversario perché sarà rimessa laterale con Brusca con il pallone tra le mani. Solita rimessa laterale con le mani, non perfetta. Rubino. Poi Cina fa un grande lavoro palleggiando di prima Ricotta. Vedete, poi esce Barone con la testa alta. Saladino. Cascio può attaccare la porta contro Cicuta che chiude. Non perde il match fisico. Poi Rubino contro Cina. Sempre con le mani Brosca. 69 minuti di gioco, manca un minuto. Poi rimessa di Brosca che sembrava essere uscita in realtà. E infatti però indica soltanto adesso la rimessa laterale che invece verrà battuta dall'Accademia Ribolla con le mani Santa Lucia. Buona rimessa qui. E Mazzola controlla con il braccio. Non perdona questa volta il numero 9. Palla che verrà probabilmente messa al centro da Saladino. Ricordiamo proprio da una situazione del genere è arrivato anche il gol dell'1-1 con i Vecchi, con una conclusione di Saladino da fuori, con un cross poi allungato con il tacco di Cascio e poi con l'esterno Saladino. Poi mette una pezza quasi per favorire l'inserimento di Cascio, ma inserirlo blocca, fa giù, guadagna qualche secondo, saranno 2 minuti di recupero, dunque la partita terminerà al 72esimo. 2-1 il risultato, gara molto tirata, ma dei valori in campo potrebbe anche essere abbastanza auspicabile alla vigilia. Rubino, grande lavoro con le gambe, poi lo Cicero cambia gioco, va a centro, poi Felice con l'addome, la controlla, poi rimane comunque lì, ma sempre Felice mette tutti d'accordo, poi salta l'uomo, si cerca un fallo, ma non lo fischia questa volta. Antonio, posizione Antonio! Si sta giocando un po' di più rispetto ai primi minuti di gioco, quando il gioco veniva spezzato anche leggermente di più. Adesso si cerca di fare continuare i giocatori in campo, anche permettendo qualche agonismo. Poi Barone, la conclusione con il destro che non era indirizzato verso la porta, inserirlo comunque preferisce bloccare questa palla, è anche abbastanza facile, lui la blocca, guadagna qualche secondo e il risultato sempre di 2-1 per l'Accademia Ribolla che è sempre più vicina alla vittoria, 9-9. Sarebbe quota 27, risultato incredibile. Intanto Rubino, lì Vecchi, c'è ancora spazio, Rubino la controlla, pare che rimane ancora lì, attraversa, poi arriva al limite dell'area di rigore ma allontana la difesa di casa, poi Brusca, Saladino, si continua, sbaglia il tocco verso Barone che comunque riesce ad agganciare la palla che Mazzola non ci crede forse, gancio intercetta, poi Mazzola in avanti, usa il lancio ai compagni, cerca Cina, c'è dall'altra parte Ricotta, prova a servirlo, Brusca intercetta, poi ancora una volta si continua con Mazzola che vuole autolanciarsi da solo. Poi Cina, grande giocata destro-sinistro, può attaccare la porta, Cina vede l'inserimento di Ricotta, col sinistro, cerca i compagni, poi Riera è scivolata ancora per il compagno. Si perde un po' di tempo, 40esimo secondo, 42 secondi, mancano soltanto 20 e poi sarà fine match con il 2-1 del Ribolla, si sta concretizzando sempre di più. Con le mani Brusca, Rubino non la tocca invece Santa Lucia che mette nuovamente rimessa laterale, ma il gioco dovrebbe essere finito, infatti devi attaccare poi le fischietti in mano e finisce così anche la partita, Calezze Pario ed è vittoria 9-9 per l'Accademia Ribolla che ottiene una grande vittoria sul campo contro il Galilei che comunque ha giocato una grande prestazione, 3-2-1 il risultato, decide la doppietta di Mazzola che probabilmente sarà anche il man of the match. L'unica nota negativa è stata l'espulsione invece per Schembri per forse qualche palla di troppo in realtà sul primo contrasto, poi sul secondo invece per un intervento irregolare. Noi vi ringraziamo, qui da Marco Genduso di Sportisti è tutto, alla prossima.
Davide, una bella partita.